Buonasera. Oggi faremo una piccola lezione di fisica e di ingegneria, che poi non è altro che fisica applicata. Quando si progetta una struttura, bisogna calcolare lo sforzo massimo che agisce sulla sezione più debole e verificare che anche in condizioni di sforzo massimo quella sezione abbia uno sforzo ammissibile, cioè una capacità di resistere superiore allo sforzo. Spero di essere stato chiaro. Quindi ipotizziamo di avere una sezione che può resistere a 100 kg su millimetro quadrato, ovvero 1000 Newton su millimetro quadrato. Se lo sforzo determinato in base alle condizioni di carico è superiore a questo, la struttura va in crisi. Diversamente la struttura resiste a vita a condizione che le caratteristiche del materiale della sezione si mantengano nel tempo. Esistono due criteri di progettazione, uno statico e uno dinamico. Nel caso del progetto statico, facciamo l'esempio di una trave a mensola caricata con un carico ortogonale alla trave. Quella trave è soggetta soprattutto a momento flettente e a taglio, non ad azione assiale. Con delle banali, ormai banali, ma oggetto di studio per lunghi anni, formule, si determina lo sforzo a flessione e lo sforzo a taglio. Calcolati questi due sforzi, si determina qual è la sezione maggiormente sollecitata e si verifica che il materiale di quella sezione abbia un carico di rottura inferiore al carico, allo sforzo a cui è soggetto. I carichi unitari di rottura si misurano in laboratorio, cioè ogni partita di materiale, per esempio di barre di acciaio, viene testata in laboratorio e si sa che quello è un acciaio che resiste a 500 Newton su millimetro quadrato. Bene, questa è la progettazione statica. Poi c'è la progettazione dinamica. Dovete sapere che una volta non si teneva conto delle sollecitazioni dinamiche. Questo provocò, soprattutto a inizio secolo, la rottura, per esempio, delle sale degli assali ferroviari, nel senso che la barra di acciaio su cui sono montate le ruote dei treni, caricata col telaio del treno, in teoria non doveva rompersi, ma di fatto si rompeva. Questo perché? Perché le sollecitazioni sono a fatica, perché una parte al ruotare dell'albero, dell'asse, una sezione passa dalla situazione di sforzo di trazione a quella di compressione. Questo si chiama sforzo di fatica. Bene, quando siamo in condizioni di fatica bisogna ridurre di almeno la metà il carico massimo ammissibile dal materiale. Ad esempio, quell'acciaio che resisteva a 500 Newton su millimetro quadrato sotto uno sforzo statico, dobbiamo considerarlo un materiale da 250. E questo non si dice a caso, ma un tedesco fece tantissime prove, l'ingegner Feller, e dimostrò questo. Infatti gli assali ferroviari non si ruppero più. Analogamente, ogni struttura soggetta a forzanti dinamiche, quali un sisma, che è un'energia nel tempo, o un
vento, che è anche un'energia con una forza nel tempo, un'intensità variabile nel tempo, ha una sua frequenza o modo di vibrare, che è 2π-F. La frequenza con cui viene sollecitata una struttura deve essere lontana dalla frequenza della struttura stessa. Mi spiego con un esempio. Vi capiterà di avere visto un pianoforte e suonando le varie note, suonando qualche nota, sentire qualche oggetto che entra in risonanza. Cosa significa? Significa che quell'oggetto ha un suo modo proprio di vibrare, come ogni oggetto, come ogni puntino del ponte o della struttura, ogni piccola parte, che è uguale alla radice della sua rigidezza, cioè di quanto è rigido diviso la sua massa. Ecco, tutti i punti non devono essere sollecitati con la stessa frequenza del vento, altrimenti, come nel caso del ponte di Tacoma, la struttura va in risonanza, l'ampiezza delle vibrazioni diventa infinita e va in crisi. Tutto questo per dirvi cosa? Nel caso del ponte sullo Stretto, valenti colleghi, con cui io mi sono tra l'altro laureato, professore Giorgio Diana, dinamiche e vibrazioni delle macchine al Politecnico di Milano, il professore Zasso, direttore della Galleria del Vento del Politecnico, che hanno progettato ponti che funzionano in tutto il mondo, hanno pensato per lo Stretto di Messina un progetto di struttura aerodinamica, unico, che resiste a 91 metri al secondo, cioè 91 per 3,6, vi rendete conto che sono oltre 300 km orari di velocità del vento, mai misurati al mondo. Nello stretto al massimo è stato 158-160, cioè con la velocità degli ultimi 50 anni, questa è la velocità massima misurata sullo stretto, e a 7.1, che è la massima intensità di potenza sismica che si può avere nello stretto, visto il fatto che la faglia è piccola, quindi non si può propagare oltre questo valore, come valore a cui il ponte resiste. Resiste significa che non va in crisi neanche una parte, non che diventa critico. Ecco, tenete presente che con un sisma del 7.1 Richter probabilmente la maggior parte delle abitazioni risentirebbe di danni. Tutto questo non è che è stato solo pensato, tutto questo è stato oggetto di un progetto commissionato dalla Stretto di Messina SpA, che è costato circa 300 milioni di euro, 300 milioni di euro, scusate, e non 1 miliardo di euro, 300 milioni di euro, che è un valore corretto perché è meno del 10% dei 4 miliardi del valore totale dell'opera più i raccordi ferroviari ed autostradali. Ora, questo progetto è stato studiato e validato dagli enti di legge autonomi, quindi Genio Civile, quindi società di consulenza esterne accreditate che lo hanno verificato punto per punto. Quindi se ci sono delle persone che vengono a raccontarvi che il ponte sullo stretto non è fattibile per i terremoti o per i venti, vi dicono stronzate. Stronzate per cui, se fossero ingegneri, potrebbero anche essere radiati dall'ordine. Per quanto concerne invece gli allungamenti, quindi altre condizioni critiche che generano sforzi, quindi la deformazione o l'allontanamento delle due coste, che va provato. Il ponte prevede nel progetto definitivo 2 giunti in ognuna delle direzioni di 4 metri ciascuno. Ora, anche nell'ipotesi esagerata che le due coste si allontanassero nella stessa direzione di 1 millimetro ogni anno,
ci vorrebbero 8 milioni di anni prima di mettere un altro pezzettino di ponte. Quindi non esiste nessuna ipotesi, nessuna possibilità che se il ponte viene realizzato da progetto definitivo depositato nel 2010 e di proprietà dello Stato, questo possa andare in crisi. Altro argomento che viene spesso utilizzato contro il ponte sullo stretto, mi viene da ridere, è la presente non utilità. 2 deserti. Ecco, pensate che la Sicilia ha 5 milioni di residenti ed in particolare Messina, Catania e Palermo, che sono confinanti, sono città metropolitane con rispettivamente 1.200.000, 700.000 e 1 milione di abitanti. Messina è distante come ore ferroviarie 2 ore da Palermo. Oggi il treno ci impiega 2 ore e 40 perché fa 8 fermate, non essendoci il ponte, è un locale, il fine corsa è Messina, e a 50 minuti ferroviari da Catania centrale. Ovviamente ci sta 1 ora e un quarto perché fa 6 fermate, essendo un locale perché il fine corsa è Messina. Bene, detto tutto questo, bisogna considerare le altre città. Siracusa è a meno di 2 ore ferroviarie di Messina, qualora non usassimo treni locali. Lo stesso dicasi per Enna, e forse poco più di 2 ore Caltanissetta. 3 ore al massimo Agrigento. Ciò significa che 4 milioni di siciliani possono raggiungere Messina in 2 ore. La raggiungono di fatto, ma non in treno, in bus. Perché in bus? Se venite di sera alla stazione ferroviaria di Messina, vedrete una stazione ferroviaria vuota e di fronte la stazione piena di bus, circa una trentina, che ogni giorno fanno la spola con l'Italia. Napoli, Roma, Milano, Bologna, Pesaro, Venezia. Perché tutto questo? Perché il bus, invece che impiegare 2 ore di traghettamento, ne impiega 1 circa, fino a quando non sarà costretto ad attraversare da un punto più a sud, dove hanno fatto il nuovo porto di Messina, che comporterà 1 ora per ogni traghettamento. 1 ora di puro traghettamento. I treni ci impiegano 2 ore ferroviarie da orario tra l'arrivo alla stazione di Messina e la ripartenza da Villa. Quindi per fare 4 km si impiega lo stesso tempo, più o meno, anzi superiore, di quello che si impiega da Roma a Bologna. Come poter fare capire a tutti che quello che dico è vero? Venite, provatelo sulla vostra pelle, come faccio io. Provatelo. Io affermo, sulla base dei fatti che ho appena enunciato, che da Palermo a Roma domani col solo ponte si arriverà in 6 ore. Lo stesso dicasi da Siracusa, da Caltanissetta e da Enna. In 7 da Agrigento. Senza fare nessun intervento sulla attuale linea. Qualunque intervento sull'attuale linea produrrà ulteriori miglioramenti, ma sempre inferiori alle 2 ore. Di girare all'interno della Sicilia, isola, conta, sì, è utile, ma il numero di pendolari è minimo. Noi parliamo di 33.000 persone al giorno che viaggiano in treno. Numeri ridicoli. Ridicoli. Se voi vi allontanate da Palermo, da Messina o da Catania di 30 km, non troverete mai traffico in Sicilia, se non è estate. Mai. Mai.
Perché non ci sono flussi? I flussi sono per il nord Italia. La matrice origine-destinazione nostra è quella tipica degli emigranti, su cui viene fatto il pricing da parte delle compagnie aeree, che ci massacrano durante la stagione, durante Natale e durante Pasqua. Molti siciliani non passano le ferie a casa, emigrati, per i costi degli aerei. Io personalmente ho dovuto pagare, per una grave esigenza di famiglia, per cui sono dovuto partire immediatamente, era il 3 agosto, da Roma a Catania, 400 euro, senza nessuna agevolazione in quanto residenti in Sicilia, cosa che avviene per i sardi e ci costa 1 miliardo l'anno. Noi dovete sapere, cari italiani, che paghiamo le navi e i voli come un turista. Questi prezzi così alti, senza la concorrenza dei treni, che sotto i 1000 km solo i trogloditi prendono gli aerei, inquinando le emissioni di un aereo e di una nave, sono di 2 ordini di grandezza superiori a quella di un treno. Anzi, un treno ha emissioni zero, come dice la stessa Legambiente schizofrenica e contraria al ponte. Come dice Marco Ponti, che passa per un genio, ma è uno che è evidentemente ignorante in materia di emissioni, che dice che i siciliani devono viaggiare in aereo. Noi siamo un'isola a 3 chilometri, solo 3 chilometri dalla costa europea. Siamo un caso unico al mondo. Fare il ponte e mettere concorrenza ai voli comporta l'abbassamento delle tariffe e quindi l'accessibilità dei siciliani e dei turisti alle 3 città metropolitane e all'isola che ha dato il nome all'Italia da Itala, frazione di Messina, paese in provincia di Messina, e dove è nata la lingua che voi parlate. Rosa fresca o lentissima, 100 anni prima di Dante Alighieri. Ciullo d'Alcamo o Cielo d'Alcamo. Vi saluto. Diffondete questo video. Diffondete la parola ponte e libertà, perché solo il ponte può dare la libertà di muoversi ai siciliani, che è la metà di quella dei sardi. Noi siamo una risorsa per questo paese. Se non ci volete, non fate il ponte, fatevi la TAV, fatevi quello che volete, ma non chiedeteci più un euro di tasse, perché i 94 miliardi dei Freccia Rossa, Freccia Argento, Freccia Bianca, che tutta l'Italia raggiunge Roma in 4 ore, li abbiamo pagati anche noi. E non permettetevi di dirvi che noi siamo mafiosi, perché io non lo sono e non lo è il 90% dei siciliani incensurato, che ha combattuto veramente la mafia, non per essere additato a vita di questo, e chi ha detto che il ponte unirà 2 deserti e 2 cosche deve vergognarsi. Chi ha spostato i soldi del corridoio per Malta in Puglia dovrà pagare. Chi ha tolto i soldi per il ponte nella Commissione europea dovrà pagare. Chi diffonde menzogne sul ponte dovrà pagare, perché il neopontismo è un crimine se doloso, contro i siciliani, contro l'intelligenza, contro la logica, contro i nostri avi, Leonardo, Giordano Bruno, contro i padroni del pensiero. Ponte e libertà, la ragione contro il buio medievale dei no ponte o no TAV. Vergognatevi! Ma si vergogni di più chi dice sì TAV e no ponte, perché quello è razzismo, non è più ignoranza. Quello è razzismo contro di me e i miei compatrioti siciliani. E se volete che stiamo in Italia, finitela. Finitela. Ponte e libertà.